Cari amici, ben ritrovati in questo nostro nuovo appuntamento sulla strada del buon samaritano, in compagnia con la serva di Dio Lucia Schiavinato. Nella precedente riflessione abbiamo iniziato a far conoscenza con il protagonista della parabola, il samaritano. Lui, straniero e nemico dell'uomo lasciato mezzo morto sulla strada, è l'unico a fermarsi. Una decisione questa scaturita dalla sua capacità di saper vedere. Anche il sacerdote e il levita hanno visto quel pover'uomo mezzo morto sulla strada. Ne hanno registrata la scena sgradevole e hanno tirato diritto, rifiutandosi di lasciarsi coinvolgere dentro questa storia di dolore. Sostiamo ancora su questa capacità di vedere, di guardare, soprattutto sulla capacità che ha avuto il samaritano di vedere quel pover'uomo. E il Vangelo ci dice che quello sguardo del samaritano era uno sguardo particolare, uno sguardo di compassione. Il tempo di pandemia che stiamo vivendo ci obbliga a portare come protezione la mascherina. E se la mascherina nasconde una parte del volto, mette però in maggior rilievo lo sguardo, gli occhi, rendendo così più intenso il dialogo che avviene con gli occhi, il linguaggio degli occhi. Nelle settimane scorse una signora dimessa dall'ospedale, salutando i medici e gli infermieri, diceva: «Quando vi incontrerò di nuovo, non ricorderò distintamente i vostri volti, ma riconoscerò senz'altro i vostri occhi». Quanto l'intensità di uno sguardo possa toccare le profondità dell'anima, lo rivelano la testimonianza di tanti operatori sanitari. Non pochi di loro confessano che il malato grave è tutt'occhi. Con lo sguardo comunica l'angoscia della solitudine, l'implorazione di una vicinanza. In questi giorni difficili avvertiamo perciò ancora di più quanto uno sguardo buono, uno sguardo affettuoso, uno sguardo compassionevole sia fondamentale per vivere l'incontro con l'altro. Nel volto sono gli occhi a dire spesso quanto le labbra a volte vorrebbero sottacere. Lo sguardo è la nostra finestra sulla realtà, ma è anche la porta d'ingresso attraverso cui gli altri possono accedere al nostro mondo interiore. Abbiamo più volte ricordato che nel buon samaritano si fa trasparente l'agire di Dio, per cui nello sguardo del samaritano noi cogliamo lo sguardo di Dio. Lui ci guarda con immenso amore e noi viviamo sotto il suo sguardo d'amore. Forse molti di noi, magari chi è più avanti negli anni, ricorda che faceva parte della predicazione, della catechesi, affermare l'importanza dello sguardo di Dio. Il Dio ti vede era un'espressione che ritornava spesso. E tale affermazione, dobbiamo dire, era associata all'immagine di un occhio di Dio, quell'occhio di Dio dentro il triangolo, l'immagine di un occhio di Dio piuttosto indagatore, giudice, pronto a vedere tutto ciò che di sbagliato potevamo fare o stavamo facendo. Quindi quell'occhio, una forma un po' più forte, potremmo quasi dire, era l'occhio di uno spione, di un poliziotto, piuttosto quello di un padre ricco di misericordia. E poteva allora accadere che anche tra noi cristiani ci fosse questo sguardo severo e giudicante nel comportamento di tanti nostri fratelli e sorelle. Forse in tanti anni della nostra vita cristiana dobbiamo ammettere di non aver ancora scoperto la bellezza del volto di Dio,
la bellezza di quello sguardo che Gesù dona nel Vangelo a tanta umanità sofferente. E nello sguardo di Gesù possiamo dire c'è lo sguardo del Padre. Gli occhi di Gesù sono gli occhi di suo Padre. Non per caso nel Vangelo la parte del corpo di Gesù che più viene ricordata sono gli occhi. Gli evangelisti hanno colto la potenza comunicativa di quegli occhi e hanno disseminato i Vangeli di riferimenti allo sguardo di Gesù, che forse sfuggono a chi legge o accosta velocemente il Vangelo. Vorremmo cogliere allora lo sguardo di Gesù in una pagina particolare del Vangelo, in una pagina dove ci viene svelato questo sguardo di profonda compassione. Se la discesa di Dio in mezzo a noi si compie pienamente in Gesù, uno dei segni di questa vicinanza di Dio è proprio il modo con cui Gesù guarda la nostra vita. Più volte, quando Gesù si trova a contatto con la folla o con singole persone sofferenti, gli evangelisti sottolineano che la sua prima reazione è quella di una grande compassione. C'è un episodio significativo a tal proposito. In una giornata particolarmente faticosa e piena di attività, Gesù invita i suoi discepoli a prendersi una pausa di riposo, a staccare la spina, diremmo noi. Lontano dalla moltitudine delle persone che li assediano con le loro richieste, Gesù vuole offrire ristoro a sé e ai suoi discepoli. Partono dunque in barca per potersi portare in un'altra riva del lago, più tranquilla. La folla però se ne accorge e a piedi, di corsa, potremmo immaginare, precede quella barca. Così che mentre i discepoli e Gesù stanno per sbarcare, si vedono nuovamente circondati da quella folla da cui volevano isolarsi per un po' di tempo. Possiamo immaginare cosa avremmo provato noi, quale disappunto, quale senso di frustrazione. Non c'è un attimo di pace. Non possiamo starcene tranquilli un momento. Una reazione stizzita e magari di rabbia nei confronti di quella folla petulante l'avremmo potuta immaginare normale anche per Gesù e i suoi discepoli. E invece è molto istruttiva per noi la reazione di Gesù. Siamo di fronte a un fatto non voluto, non cercato, una folla che ti assedia. E proprio di fronte a questa situazione sgradevole, ecco come Marco racconta l'incontro tra Gesù e la folla. Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Partiti per riposarsi un poco, sono nuovamente assaliti dalla folla. Ma ecco che Gesù, di fronte a quella folla, avverte una viscerale compassione. Ebbe compassione. Per Gesù il vedere provoca una profonda compassione, un verbo particolarmente forte, quello che riguarda il compatire, un termine forte quello che dice compassione, perché ha a che fare letteralmente con le viscere materne, con l'utero materno. È come una madre che vedendo un figlio soffrire è assalita, è colpita da una profonda compassione. È un moto istintivo quello che Gesù subisce. Di fronte a quella povera gente, Gesù si esprime, si espone senza schemi di difesa. Osserva un monaco. Lo sguardo di Gesù è disarmato. Si lascia interrogare e ferire.
nel profondo da quello che vede. Per Gesù la compassione che prova di fronte alla folla formata da ogni sorta di persone, belle e meno belle, buone o cattive, innocenti o colpevoli, la compassione nasce dalla fondamentale simpatia o empatia, meglio, con tutta la nostra umanità. È lo sguardo misericordioso del Padre nella parabola che noi chiamiamo del figlio al prodigo. Quel padre vide il figlio da lontano e gli corse incontro, e sappiamo con quanta compassione, con quanto amore gli corse incontro, e possiamo intuire allora che lo sguardo del padre, sempre fisso verso il figlio, anche se questi gli aveva girato le spalle, non poteva essere che uno sguardo di grande amore e di grande misericordia. Questo sguardo di Gesù ci interroga sul nostro modo di vedere i nostri fratelli, le nostre sorelle, nelle loro realtà di sofferenza, di dolore, di fragilità. Basterebbe anche solo interrogarci su quale sguardo gettiamo sulle nostre comunità parrocchiali, i nostri gruppi, sull'assemblea stessa della celebrazione eucaristica, quanto facile giudizio c'è tra di noi. Con quale sguardo vediamo la sofferenza di persone costrette da eventi della storia ad affrontare il mare rischiando la vita? Con quale sguardo osserviamo la vita di popoli, di altre civiltà, religiosità, costumi? Forse anche solo uscendo per strada, vedendo le persone, potremmo chiederci: ma con che occhio li vedo? Con che sguardo li osservo? Ma se ci chiediamo da dove è partita veramente la decisione del Samaritano di aiutare quell'uomo, dobbiamo riconoscere che quella decisione non solo nasce dal fatto che ha saputo vedere, ma che quello sguardo aveva le radici nel cuore, è partita dal cuore. Un grande teologo, Romano Guardini, dice che la vera decisione di vedere parte sempre dal cuore. Per una persona umana vedere è sempre decidere di vedere, o meglio, aver deciso di vedere e di come vedere. Sulla strada di Emmaus tanti vedevano uno straniero passare. Sulla strada di Gerico tanti vedevano un uomo sulla strada mezzo morto. Però qualcuno ha saputo vedere oltre le apparenze. Sulla strada di Emmaus Gesù seppe vedere nel cuore di quei discepoli che avevano perso la fiducia in Lui. Sulla strada di Gerico il Samaritano, che è Gesù, seppe vedere tutta la sofferenza di quell'uomo piagato sulla strada. Lo sguardo di Gesù, il vero buon samaritano, attesta allora la volontà di Dio, che è quella di visitare il suo popolo, perché il verbo vedere è legato al verbo visitare. Visitare deriva da vedere. Visitare vuol dire non solo un passare accanto, un farsi vicino fisico, ma entrare con uno sguardo profondo nella vita di una persona. La visitazione di Maria non è solamente un camminare fisico, ma un entrare nel cuore di quella famiglia della cugina Elisabetta. Lucia Schiavinato è stata una donna che ha saputo vedere in profondità, e quel vedere l'ha portata a visitare tante realtà di sofferenza, dai nomi più diversi. Le lettere di Lucia alle sue volontarie esprimono continuamente questo invito ad uno sguardo attento, ma non solamente capace di rilevare una situazione, ma di entrarci dentro con una grande compassione. Scrive Lucia: un po' alla volta bisogna arrivare ad assumere il peso del mondo.
di quel mondo di fratelli che vi è lontano, ma il quale bisogna fare un grande posto nel vostro cuore. Hanno diritto di entrarvi tutti, con tutto il loro carico di umanità, tradita, oppressa, ignorante, affamata, a quel mondo di fratelli che vi sono vicini e ai quali dovete attenzione, comprensione, servizio fatto di umile premura e di grande bontà, a questo mondo di fratelli. Siamo chiamati a donare uno sguardo di grande compassione. Vorrei concludere con alcune parole di una preghiera di San Giovanni Paolo II. O Dio di tenerezza e di compassione, accetta le preghiere che ti offriamo per i nostri fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Accresci la loro fede e la loro fiducia in te. Confortali con la tua amorevole presenza. O Dio, fonte di ogni forza, custodisci e proteggi coloro che si prendono cura degli ammalati con compassione e assistono chi sta morendo. Fa di loro un segno ancora più radioso del tuo amore trasfigurante e compassionevole.